Alza bandiera! Attenti. La sezione Fanti di Cavaso è nata nel 1958. Un manipolo di Fanti si è riunito e ha voluto fondare questa sezione. Nell'anno successivo hanno fatto la benedizione della bandiera e da lì è partita praticamente l'attività della sezione Fanti di Cavaso. Il primo presidente, il presidente storico, il maestro Cappello Agostino, ha portato avanti la sezione per parecchi anni, fino diciamo agli anni 70. Negli anni 70 poi si sono succeduti altri due presidenti che diciamo hanno avuto mano un po' meno felice nella guida della sezione. C'è stato un momento di stasi dal 70 all'80. Nel 1980 ci siamo ritrovati con la volontà di rifondare questa sezione. Io, Massimo Dalbon e tanti altri che purtroppo adesso non ci sono più. Allora erano dei Fanti diciamo più o meno giovani, ma purtroppo gli anni sono passati per tutti e ci hanno lasciato. Ultimo fra tutti quanti Marino Cappello, che ci ha lasciato a marzo scorso. Noi parecchi anni fa abbiamo deciso di dare lustro anche al ricordo dei Fanti francesi, e questo ristrutturando e riportando alla luce il cipo in memoria del colonnello Bell. Il colonnello Bell era un comandante dei Chasseurs Alpins francesi che ha combattuto qui alla fine del 1917 e a dicembre 17 praticamente colpito da una granata è morto in località Campore. Di questo fatto c'è una bella testimonianza nel diario di Ada Andreina Bianchi, dove lo chiama comandante De Bello, perché probabilmente è l'italianizzazione del suo nome. Noi abbiamo fatto questo lavoro di restauro del cippo e poi abbiamo avuto l'onore di avere qui il console di Francia e l'addetto militare di Francia che hanno assistito all'inaugurazione del cippo. Adesso mi sfugge esattamente la data, l'anno, ma comunque è stato un bel evento e una soddisfazione per noi Fanti. Allora, la situazione dei Fanti in questi ultimi 20 anni ha sempre onorato il suo motto, che è onorare i caduti operando per i vivi. Quindi la nostra associazione si è sempre adoperata sul nostro paese per il mantenimento dei vari monumenti che si trovano dalla base del Monte Tomba fino alla croce qui. Difatti abbiamo restaurato il monumento della Brigata Re, che era composta dal primo e secondo reggimento. Nella cima del Monte Tomba abbiamo restaurato il monumento alla Brigata Basilicata, anch'essa composta dal 92esimo e 91esimo reggimento. Questo è il nostro obiettivo per i prossimi anni, i prossimi 2 anni, è il restauro della croce che abbiamo fatto alla cerimonia quest'oggi, anche perché, come si può ben vedere, l'aspetto non è quello dei migliori. Quindi nei prossimi 2 anni stiamo già progettando con qualche geometra e ingegnere la sistemazione della croce e pensiamo che nei prossimi 2 anni venga restaurata e così per poter rimanere negli anni futuri. È stata un riposizionamento perché era stata messa nel 1933 dall'Azione Cattolica, poi è caduta, era più piccola, è caduta da fulmini, da vento e noi abbiamo avuto l'idea, assieme ai Fanti, di riposizionarla qua. E in quel periodo abbiamo lavorato per un paio di anni per portare il materiale in cima a questa cima, perché non c'è accesso con strade né niente, è solo un sentiero che abbiamo costruito con i vecchi Fanti che allora erano ancora in vita, che avevano la mia età allora. Con picchi e pala abbiamo fatto il sentiero e abbiamo portato il materiale a spalle.
Sì, questa è area storica, sì, perché qui c'è stata la prima linea del fronte proprio, la linea difensiva ultima di questa dorsale dai Grappa fino al Monte Tomba. È stata questa il passaggio delle prime linee. L'età media sta avanzando e i giovani purtroppo con l'abolizione della leva ci sono pochi giovani che hanno in mente e in testa cosa è successo nella prima e nella seconda guerra mondiale, quindi vanno a perdere un po' di valori che noi cerchiamo sempre di portare avanti.